Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Nana Splash del vostro maretto veneziano. Devo dire che avevo appena finito di registrare questa pillola, ma purtroppo mancava il sonoro ed è stata una grazia, quindi la farò più morbida, la farò più abbordabile a tutti. Questa pillola riguarda l'Ouroboros con l'Abracadabra, che vuol dire io dico, io creo, io dico, eh. In altre parole, è una parolina che deriva dall'aramaico e forse ancora più indietro nel tempo, no? E veniva usata da quelle persone che capivano l'importanza della parola e sapevano anche leggere e scrivere. Quindi uno ogni 100.000 persone. Adesso, perché questo circuito? Questo circuito è un aiuto a quelle persone che si trovano in difficoltà, si trovano in difficoltà soprattutto in una direzione. Io ho già fatto una pillola, in cui spiegavo quanto era importante dormire, dormire per poter ricostruire e quindi di conseguenza anche il materasso. Il materasso basilare, un buon materasso vi dà la possibilità di ricostruire tutto lo scheletro muscolare e anche il resto durante la notte, chiaramente supportato da magnesio, melatonina, vitamina C e quant'altro. Però diciamo che se avete un buon materasso si può dormire. Ma oggi parliamo di una nuova tipologia di problematica che sta nascendo, che ha portato un po' il benessere. Chiaramente parlo negli ultimi 20 anni è nata questa problematica. Prima, per fortuna, quando c'erano i miei tempi, ma anche i tempi di Hildegarda, molto probabilmente questa problematica non esisteva perché i ragazzi, finito le scuole, scendevano in cortile, giocavano a pallone, a pallacanestro, a tennis, giocavano a nascondino, insomma si muovevano e automaticamente muovendo bruciavano i muscoli e di notte se li ricostruivano. Quindi questi ragazzi della mia era che andavano magari in giro a bucare le gomme, a sgonfiare le gomme, a rubare a destra, a sinistra, a farsi tirare giù i secchielli d'acqua dei vicini di casa, queste cose qua, la nuova tipologia di ragazzo degli ultimi 20 anni non esiste più, esiste una forma di santificazione dovuta a internet. Cioè praticamente il papà lascia il ragazzo parcheggiato davanti al computer, no? E questo ragazzo, no, non fa nessun danno per il semplice fatto che apparentemente non fa nessun danno, per il semplice fatto che sta incollato o davanti alla PS4, o Xbox o ai vari TikTok e via dicendo, o video sul tubo. Beh, se sta incollato il video sul tubo al marietto illegale, sicuramente è un premio, ma diciamo che per il resto non metto la mano nel fuoco se non quella del vicino di casa. Quindi che cosa sta succedendo? Sta succedendo in questa nuova società che lo scheletro muscolare del ragazzo che sta seduto dalle 18 alle 20, addirittura in alcuni casi si è calcolato che un ragazzo di oggigiorno sta seduto 22 ore di media al giorno, no? E per seduto anche sdraiato a dormire, a scuola e via dicendo. Praticamente ha un ritardo della crescita dello scheletro muscolare importante. Chiaro che questo discorso non vale per tutti, perché ci sono genitori che prendono il loro figlio e lo portano in una scuola sportiva adeguata, professionale. Capiscono che il figlio ha bisogno di una struttura magari anche un po' militaresca, ma con un buon allenatore e sostenuto da una società sportiva importante. Io, come ho già detto una pillola, ho conosciuto genitori che 3-4 volte al giorno portavano il figlio da casa loro al centro sportivo, facevano 100 km andata e 100 km di ritorno. Quindi vuol dire 200 km al giorno e non erano persone benestanti, erano persone che avevano capito che quella società era una società seria e valeva, il santo valeva la candela. Oggigiorno però cosa succede? Succede che ci troviamo dei genitori che al posto che portare i figli a fare dello sport, a capire, li lasciano parcheggiati a casa e a parte l'obesità che chiaramente dilaga, no? Vanno al bar, corrono al bar a farsi un cichettino con la barista. Nulla contro la barista, però il figlio chiaramente nasce tipo un Buddha non chiaramente indiano, ma un Buddha giapponese o cinese, sapete quelli belli rotondi, perché in realtà Buddha era magro come un chiodo.
E cosa succede? Lì non succede esattamente niente. Le problematiche nasceranno quando avrà 40 anni, quando lo scheletro muscolare non sarà formato da piccolo. Cosa succederà? Questo povero ragazzo si troverà a non riuscire più a dormire dai dolori. Perché? Perché chiaramente non avendo lo scheletro muscolare, i ginocchi diventano vaghi, il piede diventa piatto, le anche si deformano adagio adagio, proprio perché la sedia, la posizione dà questo input. E allora cosa bisogna fare? Qui bisogna svegliare non il ragazzino, che lui non ha colpa, perché i ragazzi sono come delle spugne e prendono l'esempio dai genitori. Se il genitore è un sacco di patate, anche mentalmente, magari perché vuole andare in giro con GIS da 300 euro, però parcheggia i figli davanti a PS4, il sacco di patate non può aiutare i figli. Allora, se la mamma ha più gran salus del padre, no, perché magari la mamma deve sostenere la famiglia, va a lavorare, deve cucinare, deve fare tutte queste cose qua, deve trovare un metodo per dare la scintilla al proprio compagno, marito, chiamatelo poi come volete, sacco di patate. Non è tanto l'importante il nome, l'importante è che chi ha la responsabilità dei propri figli faccia qualcosa per fargli capire che nulla dal cielo viene giù gratis. Mandateli a fare la spesa, mandateli in posta, mandateli qualsiasi parte, ma si devono staccare dalla sedia, perché se no magari fino a 20 anni non vi rompono i santissimi perché li avete parcheggiato davanti a qualcosa che si prende la responsabilità di farli crescere. Ma un giorno questi, quando avranno 40 anni e non avranno lo scheletro muscolare formato, saranno praticamente degli invalidi. Volete che lo ripeto? Invalidi. Ma questo non è colpa dei ragazzi, perché i ragazzi sono delle spugne, assorbono l'esempio dei genitori. Se voi invece avete dei genitori che vi spiegano che nella vita non viene giù niente gratis e bisogna guadagnarseli, non bisogna prendere il bimbi, ma bisogna fargli pelare le patate, lavare l'insalata, perché sennò voi vi troverete dei sacchi di patate che ragionano magari come il TikTok, come il bambino di 10 anni che fa la scemata. E voi cosa ci avete guadagnato? Che il marito sta al bar a bere il cicchettino, che vi ritrovate tre Buddha a casa e non sapete cosa risolvere, cosa fare. Quindi la prima cosa da dare la spinta non è ai ragazzi. I ragazzi sono innocenti fino a una certa età. Fino a 14 anni i ragazzi sono innocenti. Infatti, perché vi dico questo? Perché ai tempi di Gesù Cristo fino a 12-14 anni il bambino era un innocente. A 12 anni o a 14, se il bambino prendeva in giro il genitore, lo portavano in piazza nella tribù e lo lapidavano. Molto semplicemente. Questa era la regola ebraica. Quindi torniamo su di noi. Noi dobbiamo colpire chi? Aiutare, non colpire. Il padre, perché è il padre che è il timone della famiglia. Se avete un padre che ha un sacco di patate, tutta la famiglia va in cioccolata. Se avete un timone che sa guidare la nave, allora le cose andranno bene. E vostro figlio a 40 anni non si alzerà col mal di schiena e i piedi piatti. Capito? Quindi fate questo circuito, metteteci sopra un bel testimone con su scritto il nome del padre e dite di svegliare, di prendere responsabilità di guidare vostro figlio. Bene, cari amici, grazie e alla prossima.